Stasera innanzitutto possiamo dire che eravamo super sperimentali, che mancava una squadra completa, mancava Conti, Zamperini, Tinazzi, Piccheri, Artisti, insomma, una squadra completa. Abbiamo rispolverato giocatori che non venivano un po', ma non per questo che sono da meno, e abbiamo giocato una formazione inedita, difesa mai vista, centrocampo visto qualche volta, e poi eravamo, diciamo, super, no, rimaneggiati no, perché mi sembra una parola cioè, che sminuisce i presenti, però eravamo nuovi, sperimentali, insomma. Il bello di questo gruppo è lo spirito, perché a Lega ormai aggiudicata sulla situazione di pareggio noi abbiamo chiesto un time out, abbiamo tolto un difensore, noi giochiamo sempre a 3, ci siamo messi a giocare a 2 dietro e abbiamo giocato con le 2 punte e 2 esterni offensivi, Rocco Giordano e Federico Blandino, e abbiamo chiesto anche di rischiare a perderla la partita che non ci interessava a quel in quel caso, ma comunque di provare ad allungare la striscia di vittorie, che è un record a cui ci stiamo affezionando, che ci teniamo a migliorare di partita in partita. Quindi se il record doveva essere interrotto per un pareggio, là tanto vale che fosse stato interrotto da una sconfitta, ma comunque provare a vincerla. E siamo stati premiati, siamo stati fortunati, chiamalo insomma come vuoi, ma abbiamo trovato il gol su un'azione comunque corale dove abbiamo giocato la palla, non l'abbiamo buttata in mezzo come vediamo in tante altre occasioni, in tante altre situazioni, in tante altre squadre che buttano la palla in mezzo e fanno gol tra virgolette di confusione. Abbiamo provato a giocarla, abbiamo fatto gol su azione manovrata, 3 tocchi palla a terra, la nostra punta Barbarella che ha fatto una super stagione e a cui va un plauso perché è un giocatore di cui si parla poco, ma quest'anno c'è avuto un peso specifico determinante. L'ha girata da dentro l'area, ha fatto un gran gol. L'arbitro ha fischiato la fine, ma siamo stati bravi a non essere frenetici, sebbene fosse l'ultima azione.